Dall'artigianato al folklore. A Sedilo si celebra la tradizionale Ardia, la guardia. Le due guardie di San Costantino mantengono l'ordine con straordinaria energia. Devono far sì che nessuno degli uomini in gara sorpassi il cavallo del santo. Devono propiziargli la vittoria con ogni mezzo. Decine di spericolati cavalieri, giunti qui da ogni contrada, si lanciano a corsa pazza giù per la valle. La folla dei pellegrini assiste muta e trepidante alla spettacolare cavalcata. Sono migliaia e migliaia di sardi che indossano i loro ricchi costumi. Molti hanno percorso centinaia di chilometri per raggiungere il santuario. Quasi tutti hanno trascorso la notte all'aperto tra canti e preghiere che hanno riempito di voci la stellata notte di Sedilo. Ed ora, durante la fantasmagorica cavalcata, ciascuno in cuor suo prega per la vittoria del cavallo del santo. Numerosi sono anche gli stranieri che assistono all'Ardia. Ne hanno tanto sentito parlare al loro paese, ma la realtà supera ogni immaginazione. La festa è un caleidoscopio di sorprese. Lo spiazzo davanti alla piccola chiesa è un meraviglioso palcoscenico su cui si muovono personaggi da fiaba. Gli stranieri ripartiranno con la magica visione di queste scene negli occhi e porteranno per sempre nel cuore una struggente nostalgia dell'isola.